Ciao ragazzo, bentornato alla vita normale, alla routine. Ti volevo far vedere una cosa. Questa, l'area sosta camper di Cloud, provincia del Pordenone. Non fa schifo, eh? È attaccata a numerose e bellissime piste ciclabili. A me pare anche di una zona veramente tranquilla, ma proprio tranquilla. Ci sono un sacco di piazzole con la corrente, ora vediamo se funziona. Io addirittura la griglia, adesso che dico a Thomas, e il carico e scarico, quello comodo, tanta roba. Ok, le colonnine funzionano. C6, la C6 mi pare quella più scarsa, adesso controllo. Sì, è la più scarsa, 1320 watt, però insomma, più che sufficiente. No, là in teoria cos'è che c'è l'allevamento delle trote? Sì, vedi, uscite, te slunghi a canna da pesca, te ganca il pranzo. Ah sì, aspetta un attimo che controlliamo anche se funziona il carico, perché se nei periodi invernali di solito chiudono. Oggi abito a Cloud, qua abitava spesso Andrea Spinelli, quel ragazzo che hai conosciuto, purtroppo famoso per una cosa brutta della quale lui mai avrebbe voluto essere famoso. Collegamento, piastra, terra, ingresso, acqua. Cosa sei sta roba? Capisci un cazzo mi basta che funzioni l'acqua. Ok, è quella col bottone, devi schiacciare il bottone e funziona, buon perfetto. No vabbè, questa è proprio l'esagerazione. Piove ovunque, questa forse è la zona dove pioverà meno, non dove non pioverà, dove pioverà meno, e proviamo a fare qualcosa in bici, o per anche ridistrarsi e per riaggrapparsi insomma alla vita, alla strada. Ok, l'ufficio è imbastito, però no, non tiene l'alde, o meglio non tiene la resistenza invernale dell'alde, quella primaverile autunnale ovviamente quella la tiene. Adesso ho visto, cioè guarda a te a cosa servono i commenti di Trustpilot, che dovrebbe essere una piattaforma dove ci sono le recensioni verificate, ok? Questi qua erano quelli delle carene della moto, ok? Che erano arrivate tutte strusciate e poi non ti volevano rimborsare. Hai mandato foto, video, tutto quanto, non ti volevano rimborsare, e adesso vedo recensione rimossa. Pazzesco, scam, truffa, è vero, non rimborsano i prodotti che avevano danneggiati, è vero. Cioè vedi, praticamente le recensioni verificate sono solo quelle positive, hai capito? Quindi che cazzo servono? Se uno viene truffato, niente, gli cancella la recensione. Un po' come in Italia, Dio caro, con te dici... Aspetta che tal, va bene, basta, chiudi qua. E la vita continua, nel senso che, come già ti spiegai nella puntata precedente, bisogna rendere sacro il presente, ossia la realtà, ed esorcizzare la sofferenza del passato, che non è la realtà. Cioè, è una cosa un po' complessa e articolata da spiegare, quella della sofferenza del passato, però... Ad ogni modo fermiamoci solo nel dirottare le attenzioni, il tempo e le energie sulla sacralizzazione del presente, ok? Quindi inutile adesso tanto martellarci i coglioni per una persona, un animale che non c'è più, perché tanto lui non lo vede, ok? Cioè non c'è nessun scopo utile, costruttivo, benefico per quell'individuo, proprio assolutamente nessuno, e c'è solo una distruzione di te stesso. Quindi ripeto per l'ennesima volta, tutte le energie e il tempo dedichiamole a far stare bene quelle persone o quegli animali quando sono in vita, come ho fatto io, come non mi pento di aver fatto. Relax o non relax, sta roba riparano anche dal freddo. Wow, veramente wow, sul posto, veramente stupendo, giocato, una roba incredibile. I lati sono le cascate. Senti Cloud della sera, tipo le 6 di sera. Senti, ecco quella macchina là che sta arrivando e basta, è il rumore del ruscello lì, punto, stop. Là ci sono i nostri camper e via. Stiamo andando a cercare un bionde squasse, sì, proprio un paesetto di montagna, proprio tutti sarai dentro, l'odore della legna brusata, che è umida, solo a dire la verità, sì. Mi asciugava bene, esatto. Sì, non pensavo, ci ha stupito Cloud,
è stranamente vivo, seppur beh, adesso su inquadrate aziateria, all'osteria prima avrà avuto 80 persone dentro, seppur tranquillo, diciamo, ecco. Se non ho capito il prezzo finale, però importo dei lavori a base d'asta. Cioè, non ho capito quanto costa un'area camper. 162.000 euro? 162.000 euro. Perché qua, se ho il commercialista che viene mal di testa anche a lui, alle queste robe qua non si capisce niente. Cioè, che se 50.000 importi, cioè quanto si costa alla fine, il totale, cioè, come scontrin. 162.000 euro. Buon. Però dopo vedi tu sotto altri 2.000 euro e dopo 139,536 hai tenuto conto anche di 6 euro e hai dato anche i 4 euro il resto dopo sa tu. Quindi aspetta, ma secondo me c'è anche il materiale o no? Uso incluso? No, tutto compreso. Ah, tutto compreso? Sì. Ok, quindi metti in area camper costa dai 150 ai 200.000 euro. Facciamone una un po' più piccolina, metti dici voglio prendere un'area camper, 5 euro l'ingresso, vediamo quanti ingressi devo incassare per ripagarmi l'area camper. Beh dai, se dovesse costare 150.000 euro con soli 30.000 camper mi ripago l'area camper, però con un prezzo onesto di 5 euro. Se invece voglio mettere un prezzo mafioso come fanno certe aree camper di 20 euro, allora lì ovviamente con 7.500 camper sarei a posto. Buongiorno Italia, sei sempre nell'area camper di Clout in provincia del Pordenone. Cioè, questo è precisamente il camper di Thomas. Però ste tiri e tende a Caltrabanda, vedi c'è l'area camper. Ma sì, dai, no, quella carina, guarda. Lo vedi qua il centro e di là quelle due casette, insomma, quelle montagnole, le collinette. Oggi niente video con la GoPro, perché facciamo un tracciato che hai già visto in passato, che è quello che porta da Clout a Cimolais, un altro posto da favola. Ma questo era più che altro per dirti, attenzione, che se vieni a Clout c'è anche quello, hai capito, oltre a quelli che abbiamo fatto, le cose che hai visto, il centro eccetera, c'è anche questo bellissimo, ti consiglio di studiarlo in anticipo, non serve avere app strane, basta guardare su Google Maps, eventualmente vista satellite, anche se sarebbe meglio sì, in quei casi le app di passeggiate piuttosto che di biciclette, tipo io uso il Komoot, ma vabbè ce ne sono di tutti i tipi. Perché ci sono certi sentieri, certe ciclabili che sono nascoste dagli alberi, quindi dalla vista satellite vedi tutto verde, in realtà no, dentro c'è la ciclabile. E basta, ho perso il filo. Guarda che spettacolo, ma no, non so, Thomas qua dice che sono bufali, aspetta che te zoomo, cioè, non sono tanto esperto, sei tu un bufalo? Non so, che te guarda. Lei è un bufalo. Sei sicuro? Che là è galciccio, cazzo. Vabbè, ho capito, ma magari non sei un bufalo, sei, non so, un coccodrillo, non so per dire. Non so. Hanno ampliato un po' il Tree Village, che è questo, diciamo, parco con le casette sull'albero. Non ho capito se si può dormire, perché vedi, ingresso adulti 5 euro, bambini fino a 12 anni 3, però su Google Maps c'era scritto dormire sulle casette. No, beh, non credo, non hanno stufe, sto vedendo, non hanno caminetti. No, ti aspetto, non mangio. Magna, non sta per... No, non mangio, ti aspetto. Ragazzi, una cosa importante. Siccome la maggior parte di voi che mi segue è un camperista, siete camperisti, ok? Rendetevi conto dell'enorme fortuna che avete. Diciamo, aspetto economico a parte, perché insomma il camper se è una roba materiale costa. Rendetevi conto dell'enorme fortuna che avete di avere sta scatola che vi portate in giro, vi visitate i posti. Guarda là, mentre dico vi visitate i posti, vi alzate la mattina, vi mangiate nel vostro con tutto pulito, tutto sprizzato, cioè sono cose, sono lussi veramente grandi. E come dicevo anche a Thomas oggi che si parlava di sta roba, abbiamo tante fortune, però è estremamente importante non dimenticarci mai e poi mai che sono veramente dei privilegi immensi. Cioè non normalizziamo mai niente, mi raccomando fioi, mai normalizzare niente, rendetevi conto, salute a parte che è la prima cosa, di quante enormi fortune avete nella vita. Punto, basta. No, aspetta, voglio documentare. Adesso, mentre io e Thomas guardiamo i 20 euro di differenza dell'assicurazione, Apple deve pagare 643 milioni di dollari per una violazione di un brevetto.
E ho detto, cioè, mentre c'è gente che mazzina i centinaia di milioni di euro, mie guarda, qua aspetta che non inquadro robe. No, non c'entra sta roba qua, un'altra roba, non sei sicuro sia un questo. E cosa Sì, sei? come dei camper, Pensavo che eri spurghi neri da casa, Dio, che tira fuori carte a caso. E ora aspetta, appunti interni. Quella vasca che abbiamo qua a sinistra dell'area camper non è un allevamento di trote, bensì Il depuratore del comune. ma cosa serie? Dove va a cacca? Dove che va a cacca? No, ma sul serio? Eh sì. Depuratore. Ah, che stavo dicendo a Thomas, guarda che bella stare a camper, cioè che ci hanno messo con un po' di vista, che di solito i camperisti li mettono al pari dei rom, cioè portano un sacco di soldi, ti spendono soldi per andare nell'area camper, eccetera, cioè dovresti leccargli l'ano, secondo me, invece al posto di, cioè non solo non ci leccano l'ano, ma ci mettono proprio come fossimo degli appestati, dei rom. E ti fa pagare. E ti fa pagare, e quindi... Cioè, quindi questo mio complimento nei confronti dell'area camper dove siamo qua, de Cloud, cioè casca, cioè, ci ha messo in parte allo spurga merda praticamente. No, dai, siamo vicini. No dai, te mi hai detto ti, no dai. Sì, vabbè, e sei qua a 10 metri, Thomas. Centro, certo, dai. E siamo ancora più vicini al corso della cacca. Cosa fa sto depuro? Cioè, cosa fa? No, te lo sa cosa succede? Cioè arriva a cacca, cosa succede? Non ho capito, cioè non me ne intendo. C'è un depuratore che depura. E cosa vuol dire? Cioè, la quindi, fognatura che arriva dal paese. Quindi noi altri, se siamo qua, dobbiamo pagare. Non cioè, senti la puzza. Non senti la puzza del capito, paese. ma siamo qua dove che va su a merda e mette i camperisti. Cioè, camperisti, beccatevi gli escrementi e le feci. Cioè, no, so devo pensare, devo essere un attimo oggettivo e obiettivo, porca miseria. No? Sì, per carità, però, intanto ne ha messo qua dove che va su a cacca. Però che è un'area camper servita momentaneamente gratuita, acqua, corrente, barbecue, panchina del picnic. Dove chi mette a cacca? Chi mette a cacca. E ora e carica batterie per la bici. Ho capito, ma poi metta tutti i servizi che trovi, ma ne mette in Tellio Amaro? Cioè... No, non siamo in Tellio Amaro, siamo a 50 metri da Tellio Amaro. 50 metri, Thomas! Noi sei 50 metri, guarda la scarichi, sarà... Da qua all'Asia 50 metri? Ma te droghi tu? Una stanza normale, una casa se 4 metri per 4, da qua là sarà massimo 15. 50 metri ma da che qua là. 50 metri? Adesso andiamo a contarli qui. Una se 50 metri, Dio caro. Dica adesso cosa che sentiamo parlare. Siamo di parlare di merda. È che mi arriva un messaggio, che fate? Dio, Thomas devo parlare della merda. Ma neanche c'è proprio dei neri, no, proprio della merda, Dio cane, porco. Saluta Thomas, digli alla prossima avventura, alla prossima carica di vita, perché effettivamente con Thomas, a parte vabbè sì, è un buon amico, però a parte l'amicizia, veramente ci divertiamo tantissimo perché viviamo, viaggiamo, cioè esploriamo proprio i posti, è una cosa bellissima, cioè li sfruttiamo sti cazzo di camper, porca miseria, è quello che vogliamo in qualche modo tramandare. Dio gatto, dica ciao ragazzo, ciao. Questa continuo a consigliarvi per il camper. Roventa Mini XL. No, non fa i file Excel, però è piccolissima, guarda. Ha una cosa bellissima rispetto alle altre, che è il termostato, ossia non ha il livello di potenza che va avanti all'infinito, ma quando raggiunge la temperatura tipo qua 20 gradi poi si spegne. C'ha la modalità diciamo normale silence, risparmio energetico, ecco adesso si è spenta perché appunto i 20 gradi sono già stati sorpassati, e la modalità turbo. Ha gli antisbalzo di corrente, la protezione per l'umidità, la protezione per il rovesciamento e tutto quanto, e anche il surriscaldamento se non l'ho già detto, quindi è veramente un accessorio molto utile e indispensabile nei casi di emergenza in cui magari finisci il gas o non ti funziona più il riscaldamento principale. Oppure nel mio caso sei qua in un'area camper, fuori sei sotto zero, dentro comunque si sta bene. No vabbè, pausa, non ha senso lavorare troppo nella vita, cioè, per quanto mi piace mi sta rovinando, cioè devo darmi proprio io delle pause,
cioè è pazzesco. C'è chi si deve regolare della serie, deve smettere di divertirsi per lavorare, io devo fare il contrario. Da una parte è un bene, dall'altro no, il fisico ne risente. Si sta proprio bene qua. Dovrei andare a fare un intervento da un cliente, però siccome non mi ha mai pagato, cliente nuovo, non mi ha proprio mai pagato, hai capito? Adesso vedo, se non mi dà intanto i soldi che ho chiesto, no, io resto qua. Cioè, che senso ha che continuo ancora a accumulargli i lavori? Ma stiamo scherzando? Ho scritto scemo in testa. Pranzo alternativo. Ho dato una pizzetta come quelle dei panifici una volta, solo che ha sto prosciutto che è tipo tagliato grosso. Boh, sai che qua lo fanno così. C'è questa aria di sicurezza e casa che è spaventosa qui a Clauta. Cioè, mi ha colpito, per carità, dopo magari può essere una cosa soggettiva, insomma, che ho avuto io questa reazione a pelle. Tra le mille cose, quella che più mi ha colpito, che l'ho vista molto strana, era questa panchina di legno, sempre tutto perfetto, senza scritte, scarabocchi, cagate varie, chewing gum, bottiglie di birra lasciate lì, eccetera, eccetera. Qui perfetta, in un angolino della strada con l'erba tutta tagliata, eccetera. Cioè io mi immagino qua gli abitanti del paese, magari in primavera, estate, che si siedono lì in piazza praticamente, nelle panchine là, cioè, ma no, forse potevo anche filmarla. È stata veramente una cosa che mi ha impressionato, collegandola a tutte le altre cose che ho visto, ovviamente, non presa così da sola. E poi un'altra cosa che ha rafforzato questa mia percezione, molto bella, molto positiva, è questa signora, questa vecchietta che stava salendo la strada e mi ha chiesto subito chi ero. Cioè, a parte salutare tutti che salutano, tutti, probabilmente anche il saluto è un modo per dire chi sei, fammi sentire l'accento, hai capito? E questa signora mi ha detto, chi è? Cosa ci facevo qui? È fantastico, ho detto, sono qua col camper, salire il camper. E dopo abbiamo raccontato un po' la storia della sua vita, abbiamo parlato del percorso, ho detto che lei lo aveva fatto da bambina a piedi, eccetera, eccetera, eccetera. 85 anni, devi vedere che peperino del Sioretta. E questa è l'Italia che stiamo perdendo. Io adesso veramente non voglio aizzare razzismi, però con quel discorso di razzista, per non farsi dire questa parola che non so perché è così scomoda, razzista, cioè difensore della propria identità, di ciò che si è conquistato, della propria patria, no, è razzismo. E hai visto cosa è successo? Cioè, hai visto cosa c'era a Udine? E ho detto, a Udine ho preso paura io quella volta. Anche se c'era l'esercito che passava e la polizia, tutti con le scritte strade sicure, eccetera, non mi interessa. Mi ha fatto veramente paura vedere Udine presa in quelle condizioni là, e come ormai neanche più un italiano. Era veramente spaventosa Udine, veramente spaventosa. È un po' come una malattia, cioè c'è la mela bella succosa e nutriente, che è la prosperità, è la cultura di un paese civile. Per civile si intende una società che porta benessere a ogni membro che la compone. Il tocco de marzo, il vermetto che marcisce, rovina tutto e che tacca malattia alla mela. Tutto per ciucciare quel po' di succo senza merito, senza far niente, senza aver coltivato, annaffiato, senza aver dato il proprio, sia all'albero che dai propri sali minerali, la propria linfa, no, proprio un parassita, no? Questo verme parassita è purtroppo questo genere di persone, ragazzi, questo genere di persone. Ovviamente, l'ho già detto tante volte, quando dico così faccio riferimento ovviamente alla maggioranza. Ripeto, ho amici marocchini, veramente grandissimi lavoratori, persone squisitissime, più veneti loro di me. Però qual è il problema? L'ho già detto, qual è il loro problema? È che sono l'1%, è quello il loro problema e basta. Altrimenti restano persone squisitissime, insomma, ecco. Che altri 99 che andaria spedia calci in culo a casa sua, porca troia.
Se non vuoi morire di botulino, ti consiglio quando ti fai l'aglio di scaldarlo sempre bene in padella. Poi per la conservazione, se lo metti in congelatore, dura molto di più. Sarebbe interessante, solo che non ho trovato delle spezie di cubetti per il ghiaccio, però che magari occupassero un po' meno, oppure singoli, in modo tale da farti, come fanno molti, le monoporzioni di sugo, di salsa piccante, eccetera. Poi lo scongeli e lo butti direttamente dove vuoi. Un po' tipo la dimensione del dado Knorr, per capirci. Mi sposto a Maniago perché, per quanto qua sia bellissimo, rischio che, siccome un po' conosco la zona, ho girato in bici eccetera, rischio di stare dentro a lavorare proprio tutto il giorno, cioè H24, quindi assolutamente no, è pericolosissimo, quindi sono costretto a emigrare anche per questo. Mi fermo un attimo a Maniago. Ora, una cosa, dopo tanto che l'ho utilizzato, Eurowag è l'app che ho scelto per navigare. Secondo me è il migliore in assoluto. Ho impostato le dimensioni, il peso del camper, quindi larghezza e altezza, qua non si vede ma c'è anche la larghezza, e gli ho detto vabbè, adesso di non fare autostrade, nel senso le strade quelle a pedaggi, e mi sto trovando veramente molto bene. Poi vabbè, te lo dico adesso perché poi me le dimenticherò, magari un giorno farò un video dedicato qua che te lo spiego bene. Quando navighi vedi i più vicini distributori e parcheggi per camion, si intende, perché è un'app per camionisti. Puoi cliccare, dici, vedi che vai in tempo reale, man mano che vai avanti vanno giù i chilometri, i metri, man mano che ti avvicini clicchi e lo metti come punto di sosta, no? È una figata, veramente una figata pazzesca. Io ho sempre usato, credo come tutti, Google Maps per l'unico motivo che hai i preferiti sincronizzati, cioè tutti i posti salvati, insomma, ecco, divisi per categorie, ristoranti, cose da mangiare, da fare. Vediamo se c'è qua tipo Maniago camper, che serve l'area camper, ma io scrivo giusto le due parole chiave ciucciate. Area sosta camper Maniago, sì, te le segna sempre col simbolo dell'aereo, ma vai tranquillo, via Battiferri, giustamente, perché è il paese dei coltelli. Eccolo qua. Attenzione, il percorso calcolato ha violato le impostazioni del veicolo. Probabilmente lui dice vabbè, no, ma io la strada la conosco, e quindi vedi vai giù per Barcis, quindi è giusta. Montereale, Valcellina, Maniago, è tutto giusto. Probabilmente lui dice non ho altre alternative per farti arrivare lì, è più un'app da impostare per i viaggi lunghi, ecco, perché se lui ti dice ti trovi qua e la destinazione è qua, giustamente questa strada non è adatta per il camion, perché hanno messo, vedi, questo coso qui, ma probabilmente c'è qualche strada contrassegnata che io ho messo 2,35 di larghezza, non va bene. Insomma, ecco, considera che stiamo sempre parlando di tecnologia, quindi non di intelligenza umana. Bisogna un attimo capire che filare arriva. Forse perché voleva farti passare per il centro, perché questo probabilmente è tutto ancora un po' nuovo da mappare. Assolutamente no, per il centro era impensabile, cioè c'era una salita che secondo me, se pioveva c'era un po' di neve, non la facevi neanche a piedi e quindi anche no. Noi usciamo normalmente, il resto, insomma, ecco, ed è già sparito probabilmente il simbolo del camion, ecco, hai visto, quindi adesso è tutto a posto. È solo la zona nuova, infatti se vedi dalla vista satellite l'area camper e pure il campo da calcio manco li trovi, tutto nuovo. Per assurdo, qui che non ce n'è bisogno, che non c'è delinquenza, passano i carabinieri. Cioè ieri sera sono passati i carabinieri a controllare, ma controllare veramente bene, perché hanno acceso tutte le torce, le luci, eccetera eccetera. Ha visto che era tutto a posto, si sono girati, sono andati via, hai capito? Per me è assurdo. Dici forse è anche così perché ci sono loro? No, è così perché è semplicemente un piccolo paesino di montagna, purtroppo, per fortuna ancora questi piccoli paesini di montagna si difendono dalla brutta gente che gira, perché la brutta gente che gira in Italia qua potrebbe venire solo a fare un touch and go, cioè ruba e va via di passaggio, hai capito? Non avrebbe vita facile, qua fa freddo, devi lavorare, hai capito? Ti conoscono tutti se entri, cioè non puoi venire a fare il maranzino qua.
Nikita, is it cold? In your little corner of the world, you could roll around the globe and never find a warmer soul to know. Oh, I saw you by the wall, 10 of your tin soldiers in a row, with eyes that looked like ice on fire. The human heart, a captive in the snow.